Tutto esaurito ieri sera alla Fenice di Venezia per il concerto Eco di Sirene di Carmen Consoli, che si racconta ai nostri microfoni. Musica, tutto esaurito ieri sera alla Fenice di Venezia per il concerto Eco di Sirene di Carmen Consoli, un evento organizzato nell'ambito della rassegna Veneto Jazz che ha portato la cantante a interpretare alcuni dei suoi più grandi successi, accompagnata sul palco da violino e violoncello. L'intervista è di Stefania Bolzan. Bye, 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 bye. I giorni volano. Perché io venivo in questo teatro col mio nonno e venivamo a vedere le opere ed ero piccola spettatrice. E adesso tornare qui riporta alla mia memoria dei momenti felici. Nazione atlantica. Signora, abbia pazienza, le piante non hanno fretta o scadenza. Sul palco siamo tre donne e amiamo definirci femmini d'acqua salata ma con l'anima caramellata. Quindi ci è piaciuto anche autoproclamarci sirene nell'illusione di poter esercitare un fascino irresistibile sul pubblico. Questo pensiero rende suave. Riprendiamoci il sogno, perché per vivere un'evasione ci vuole poco tempo, invece per vivere un sogno ci vuole una vita, e quindi riprendiamoci il tempo. Questo vuole essere un po' il senso, poi se voglio collegare tutte le tematiche di tutte queste canzoni che attraversano tutta la mia carriera artistica, fondamentalmente dall'inizio fino adesso. Disegna voli strabilianti, si chiude